E come promesso rientriamo in questo studio ideale dedicato a questa manifestazione organizzata dalla Pro Mazzocco a Mogliano Veneto, che ritorna, ed è il mese di maggio, con i tanti volontari che danno il meglio di sé e soprattutto fanno un regalo a tutti quelli che vogliono visitare questo splendido territorio che è la Marca trevigiana. Presidente Leonardo Muraro, Presidente di Provincia di Treviso, questo è davvero il mese del volontariato. Il mese del volontariato, oggi facciamo gli auguri a tutte le mamme, dato che il 9 di maggio proprio bisogna ricordarsi la festa della mamma che corrisponde sempre alla festa dei fiori a Mazzocco di Mogliano, un evento primaverile dove tanti imprenditori, tanti artigiani, tanti floricoltori possono esporre le loro merci, e credo che questo sia una delle prime giornate, e grazie a Dio una bella giornata, dove è possibile stare insieme e assaporare questa primavera. E gli eventi in provincia di Treviso, lo abbiamo detto anche qualche giorno fa, costituiscono una rete straordinaria che attira turismo. Possiamo dare i numeri della rete eventi? Ma prima 3 mesi di quest'anno un 8,1% per più di arrivi, un 4,6% di presenze, per cui pernottamenti. Rete Eventi Cultura, una manifestazione che raggruppa tutti gli eventi, 1050 eventi dal primavera all'estate al tardo autunno, oltre dei 700.000 a 1.200.000 sono i turisti, i visitatori che vengono stimati. È un indotto economico importante. Se pensiamo che magari 1 milione di persone vengono qui a vedere questo nostro territorio, queste nostre mostre, spendono 100 euro a testa, moltiplicate, capite qual è l'indotto che noi possiamo portare di economia nel nostro territorio. Certamente, la ringrazio davvero per questa analisi al Presidente di Provincia di Treviso Leonardo Muraro, Federico Caner, consigliere regionale, che porta la voce di questi volontari ovviamente in regione, ed è una rete, come abbiamo detto, straordinaria. Beh, certo, io ricordo sempre che il Veneto è la prima regione a livello italiano per quanto riguarda il numero delle associazioni di volontariato e anche il numero degli iscritti alle associazioni. Quindi un popolo che da questo punto di vista è sempre stato vicino al mondo del volontariato, con tante persone che si danno da fare, e dimostra il grande cuore del nostro popolo. Grazie anche a lei Caner. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane ancora da Mogliano Veneto con questa festa dei fiori. A tra poco. Finanziamenti europei per l'agricoltura a rischio, 2 nuovi prodotti tipici ottengono un marchio a denominazione. Intanto il MIPAF segue il Giro d'Italia per la promozione agroalimentare di Casa Nostra. A Roma un festival dei video sulla biodiversità. Sono questi i titoli della puntata di questa settimana di Cronache dal Primario. Rivolgendo uno sguardo all'obiettivo di spesa da raggiungere entro il 31 dicembre 2010, il vero rischio è il disimpegno automatico delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. Così il Ministro delle Politiche Agricole interviene sui fondi dei piani di sviluppo rurale. È stato quindi lanciato un appello alle regioni affinché utilizzino al più presto e nel miglior modo possibile queste risorse messe a disposizione dei nostri agricoltori dall'Unione Europea e dallo Stato italiano. Si tratta di una straordinaria occasione per migliorare le aziende e renderle più competitive, migliorandone la filiera produttiva e le infrastrutture. Il rischio è di perdere oltre 1 miliardo di euro. Le performance migliori in questi primi 3 mesi del 2010 sono state registrate dal Veneto, più 35 milioni di spesa totale, dalla Lombardia, più 22 milioni, e da Toscana ed Emilia-Romagna, più 19 milioni. In onore del Giro d'Italia, il MIPAF ha realizzato intanto un progetto finalizzato principalmente a far conoscere la qualità dei prodotti DOP e IGP di cui il bel paese è ricco. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, attraverso il progetto La Qualità in Giro, intende infatti promuovere i prodotti dell'agroalimentare italiano e una corretta alimentazione, intesa come strumento per migliorare la qualità della vita, abbinata alla pratica sportiva. Intanto l'Italia mette a segno altri 2 colpi nel paniere comunitario delle eccellenze agricole. La carota novella di Ispica ha ottenuto l'IGP, indicazione geografica protetta, e il salame piacentino la DOP, denominazione d'origine protetta. Si svolgerà invece dal 20 al 23 maggio 2010 a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica, all'interno della Settimana della Biodiversità, la 7ª edizione del Festival Internazionale Audiovisivo della Biodiversità. Tema portante è la sovranità alimentare e le ricchezze naturali e culturali svincolate dal diritto di proprietà individuale, come risposta alla povertà, al disagio sociale e alla fame nei luoghi e fra le popolazioni del mondo più indigenti.
E come promesso ritorniamo a questa Festa dei Fiori organizzata dalla Pro Mazzocco Mogliano Veneto. Renzo Bologna, il presidente, salve, il sindaco Azzolini. Buona giornata sindaco. Allora, una festa che ovviamente richiama sempre tantissime persone, ma voi avete sempre il volontariato, la solidarietà come primo obiettivo. Sì, il nostro obiettivo è la solidarietà, il volontariato indubbiamente, tutta la gente ci crede in questa nostra associazione. Perché... Ecco, ricordiamo chi stiamo aiutando. Allora noi aiutiamo sempre, abbiamo finito un grosso impegno che ci eravamo presi, quello con Sant'Eusebio Forconese, abbiamo aiutato praticamente un paesino dell'Aquila che abbiamo devoluto l'anno scorso tutto il ricavato delle nostre attività, diciamo, dell'anno. E quindi nuovo progetto quest'anno? Quest'anno è un nuovo progetto, vorremmo dare un contributo qui alle famiglie di Mogliano che sono in difficoltà e poi abbiamo sempre l'impegno con il progetto in Bolivia. Certamente, quello resta un appuntamento diciamo fisso di solidarietà, perché una goccia dopo l'altra è quello importante da fare, no? Non dimenticare che con un aiuto non si risolve mai niente, bisogna stare sempre vicini. Quanti soci avete? Quanti volontari lavorano a questa festa? Noi siamo circa 80 persone che lavoriamo. 80 persone. Allora sindaco, tra grandi e piccoli 80 persone della Pro Mazzocco, ma Mogliano ha tantissime associazioni, un plauso. Beh, un plauso innanzitutto alla Pro Mazzocco che proprio con questa festa dimostra di essere la parte migliore della nostra città, solidale, tanti volontari che aiutano non solo fuori confine Mogliano ma soprattutto la città. Vedete dove eravamo qua, questo spazio era un parcheggio che improvvisamente con la Festa dei Fiori, con bei fiori, tantissime attività, riprende vita e diventa quasi una città, una piazza, uno spazio dove tanti si incontrano e aiutano altri moglianesi e non solo. Allora io ringrazio anche per la sua testimonianza, siamo proprio arrivati di corsa in fondo, Cronache Trevigiane si ferma qui e torneremo la prossima settimana. Grazie per averci seguiti. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.